Bene, iniziamo il nostro incontro. Buonasera a tutti, benvenuti all'Ateneo Veneto. Grazie ai presenti che hanno sfidato questa giornata infame, sia perché c'è lo sciopero. Infatti avevamo anche pensato di rinviare, ma alla fine abbiamo mantenuto la data, e anche per questo tempo pessimo che c'è fuori. Siamo al terzo incontro del ciclo, dell'argomento residenzialità, che si inserisce nel ciclo che abbiamo individuato, Ateneo per la città. L'Ateneo si è sempre occupato e continua ad occuparsi dei problemi di Venezia, e lo fa, dico sempre, in stile ateneo, cioè con un atteggiamento di terzietà, con una modalità sempre corretta e, aggiungo io, una modalità non piagnona, cioè come molto spesso si fa a Venezia. A Venezia un po' si tende a piangere sempre, invece l'Ateneo vuole avere una visione prospettica, una visione propositiva. Eravamo partiti con questo gruppo di soci con i quali ci stiamo occupando di Ateneo per la città, per fare un incontro, e ne sono venuti fuori 4, perché abbiamo capito che la residenzialità è un problema che si declina sotto molti aspetti, e infatti siamo partiti dalla questione affittanze brevi. Poi abbiamo parlato della residenzialità degli studenti. Oggi parleremo della residenzialità di alcune categorie di lavoratori, e un quarto incontro che si farà il 19 di marzo vedrà invece il problema degli alloggi vuoti o in via di svuotamento, che sono tanti a Venezia e del cui destino la popolazione non ha alcuna contezza, e che per molto tempo, ne è un esempio, vedo Donatella Calabi, che tra l'altro è quella che coordina questo gruppo e che ringrazio, la questione del mercato di Rialto, insomma tutti questi enormi spazi che sono lì da anni e non si capisce. Forse adesso c'è qualche idea nel farne qualcosa. Abbiamo pensato anche di mettere insieme la residenzialità degli studenti e dei lavoratori, poi ci siamo resi conto che sono due realtà completamente diverse, se non altro per il fatto che gli studenti non hanno reddito, i lavoratori magari non altissimo, quelli che vengono a Venezia ce l'hanno, ma soprattutto la categoria dei lavoratori è la categoria più importante, perché è una categoria di residenti stanziali e che appartengono al settore produttivo. E quindi a differenza per esempio di chi decide di stare a Venezia magari la seconda parte della vita, chi viene per lunghi periodi eccetera, sono quelle persone che sono stanziali, che magari portano la famiglia e che quindi hanno bisogno di una serie di servizi, di attività anche che girano intorno al loro lavoro, che sostanzialmente innervano una città. Il lavoratore, il residente lavoratore è quello che costituisce il vero tessuto sociale della nostra città. Categorie di lavoratori ne avevamo individuate, ce ne sono tantissime, però abbiamo in questo incontro fatto riferimento ad alcune, e quindi ci siamo riferiti alla categoria del comparto giustizia, alla Fenice, quindi tutte le attività culturali, al porto. E avevamo anche in previsione di parlare della sanità, che è anche un altro grande argomento, ma la persona che avrebbe dovuto venire non poteva farlo in questa giornata. Parto perché il mio è una piccola introduzione, e non voglio prendere tempo agli illustri relatori che sono venuti e che davvero ringrazio. Parto con il dottor Stefano Maria Cerillo, che è avvocato distrettuale dello Stato, che non veneziano, è a Venezia da sempre,
Io sono padovano, devo dire, comunque sono a Venezia da 42 anni. E quindi ormai, insomma, e che conosce bene la realtà di Venezia, che ci farà anche uno excursus. Buongiorno Presidente, adesso la vediamo collegata. Ci sente? Buonasera a tutti, sì sì. Bene, benissimo, grazie per essere venuto anche a lei. Il quale ci farà anche una panoramica di quella che è la situazione legislativa, anche non solo delle leggi ma anche della Costituzione, ne parlavamo prima, su Venezia. Quindi a lei, grazie dottor Cirillo, la parola. Saluto tutti, ringrazio dell'onore di venire a parlare qui all'Ateneo. E devo dire che in realtà il mio intervento è soprattutto mirato a un inquadramento di carattere generale delle problematiche relative alle criticità che si stanno verificando. Ecco, io ho una posizione particolare rappresentando sostanzialmente tutte le amministrazioni dello Stato, le università, il porto, qualsiasi cosa. In realtà ho un po' il polso di una situazione globale estremamente critica. E qui dico, non voglio piangere, ma in realtà dobbiamo affrontare questa situazione, una situazione globale per cui in realtà sta venendo meno complessivamente e in tutti i settori del pubblico, ma anche del privato, la forza lavoro. In buona sostanza, qui abbiamo una crisi globale del lavoro, addirittura come sapete negli Stati Uniti si parla di Great Resignation, ci sono tutta una serie di fenomeni per cui in realtà c'è un rifiuto del lavoro, una ricerca di situazioni di lavoro, di miglioramento di situazioni del lavoro. Proprio due giorni fa un quinto rapporto del Censis sul welfare aziendale evidenziava come in realtà le strutture, l'attrattività del lavoro diventa una condizione per mantenere la struttura produttiva in buona sostanza. Allora, al di là, qui in realtà abbiamo una situazione globale di crisi del lavoro, quindi sostanzialmente di rifiuto di lavoro che non sia attrattivo. Il lavoro pubblico in particolare, e questa è una questione non solo veneziana, ma è una questione addirittura di carattere generale, non è attrattivo in relazione alla svalutazione del lavoro, cioè quindi alle retribuzioni che sono decisamente fuori rispetto ai livelli. In realtà vedevo che gli ultimi dati davano una diminuzione in termini reali degli ultimi 20 anni del 3,6% in termini reali delle retribuzioni medie pubbliche, a fronte di un incremento del 17,5% in Francia, faccio per dire. Quindi in realtà una crisi globale del lavoro pubblico, in cui in realtà la gente c'è un eccesso di offerta di lavoro pubblico, una pluralità, infatti il Ministro della Funzione Pubblica parlava negli ultimi 2 anni di circa 300.000 nuovi inserimenti nell'ambito pubblico, 300.000 nuovi inserimenti a fronte dei quali il bacino di potenziali soggetti è molto minore. E si sta verificando, e a Venezia poi adesso vedremo l'ulteriore fase, l'ulteriore crisi particolare di Venezia rispetto a questo, si sta verificando sostanzialmente un vero e proprio rifiuto di assumere il lavoro nell'ambito pubblico. Lo vediamo in maniera eclatante nel settore sanità, lo vediamo in maniera eclatante nel settore giustizia, ma io faccio un esempio mio, nel mio piccolo. L'anno scorso i vincitori dei concorsi RIPAN su scorrimento di funzionari, io ho circa il 50% del fabbisogno e ho tutto il Veneto e tutte le amministrazioni. Devo coprire questo fabbisogno con le modalità normali di copertura del fabbisogno, quindi i concorsi, mi vengono assegnati 11 funzionari. Sapete quanti funzionari hanno preso servizio?
uno. Gli altri hanno rinunziato al concorso, cioè hanno rinunziato al posto. Alcuni scrivendo non me lo posso permettere. E arriviamo al secondo step, la crisi particolare di Venezia. Quindi abbiamo una crisi generale sotto il profilo soggettivo dell'attrattività del lavoro, una crisi particolare a livello nazionale di attrattività del lavoro pubblico in relazione alle retribuzioni, alle possibilità di carriera, eccetera, che sono oramai fuori da ogni mercato, e poi abbiamo una situazione ulteriore, particolare, di crisi a Venezia in relazione alla specificità della situazione veneziana, cioè una specificità della situazione veneziana che vede dal punto di vista, e qui ci riallacciamo a questo punto alla questione welfare e residenzialità, la mancanza di strutture, chiamiamole così in termini generali, di accoglienza in buona sostanza, quindi la mancanza di residenza, la mancanza di reddito in relazione ai costi della vita veneziani, che sono ben maggiori rispetto a quelli nazionali. Quindi noi abbiamo due problematiche relative alla copertura del lavoro pubblico. Io sto parlando di lavoro pubblico, ma in realtà forse il discorso si potrebbe estendere a Venezia. Quindi una occupazione nel settore privato in notevolissimo aumento. Nel 2023 ci sono state 624.300 nuove assunzioni nel Veneto, con un aumento del 14,4% sul 2021, quindi una concorrenzialità del settore privato rispetto al settore pubblico. Un costo della vita a Venezia è stato stimato che per una persona il costo medio di vita a Venezia è di 1.931,97 euro per una persona sola. Voi sapete che in realtà, grosso modo, la retribuzione di un dipendente pubblico di livello 2 è di circa 1.400-1.500 euro. Quindi il costo della vita a Venezia è superiore del 17,08% rispetto alla media nazionale. In questa situazione, appunto, ci troviamo con una impossibilità di far funzionare le strutture pubbliche. Attenzione, io lo sto riferendo a una generalità di situazioni, in maniera eclatante rispetto alla sanità o alla giustizia, ma in realtà il problema riguarda il provveditorato alle opere pubbliche, il problema riguarda l'Agenzia delle Entrate, riguarda tutta una serie di strutture che hanno una scopertura media che va dal 30 al 50% rispetto ai fabbisogni lavorativi. Il che vuol dire che Venezia, a questo punto, i servizi pubblici che costituiscono conditio sine qua non per far funzionare la città, non potranno più funzionare perché manca sostanzialmente la forza lavoro, che è il cuore non solo dei servizi pubblici, ma è il cuore della città. E allora, al di là della lamentazione, vediamo un attimo che cosa la specificità di Venezia in relazione agli obiettivi della salvaguardia. Voi sapete che ci sono state le leggi speciali per Venezia. In particolare, la prima legge speciale, la 171 del 73, poneva 4 obiettivi, cioè diceva che la salvaguardia di Venezia, e adesso inizio a parlare di Venezia specificamente, la salvaguardia di Venezia è un problema di preminente interesse nazionale, cioè quindi non è un problema localistico, ma è di interesse nazionale, quindi riguarda l'intera collettività nazionale, e che è preminente, quindi in realtà supera nel rango delle priorità di intervento tutta una serie di altre situazioni critiche. In secondo luogo, che la Repubblica garantisce
Cioè, gli obiettivi sono 4. La garanzia da parte della Repubblica, attenzione, usa addirittura la prima legge speciale un termine che è di tipo sostanzialmente costituzionale. La Repubblica, l'intera collettività nazionale, garantisce la salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico, artistico, tutela l'equilibrio idraulico, preserva l'ambiente dall'inquinamento e dalle acque, quarto, ma non ultimo, ma pari agli altri, o addirittura preminente sugli altri in una valutazione di interesse pubblico complessivo, garantisce, cioè assicura la Repubblica, la vitalità socio-economica della città nel quadro dello sviluppo generale e dell'assetto territoriale della regione. Ora, questo obiettivo di legge speciale, in realtà io anzi riterrei, ponga un obbligo per lo Stato, cioè non, ecco, attenzione, ho detto una sciocchezza, ho detto per lo Stato, un obbligo per la Repubblica, quindi Stato, comuni, province e quant'altro, di assicurare questo equilibrio economico-sociale della città. E allora ho cercato di vedere nella legge, cerco adesso di sintetizzare perché forse mi sto allungando troppo, nelle leggi speciali sostanzialmente quali interventi, cioè questo è l'obiettivo, quali interventi sono stati attuati in relazione alle leggi speciali per assicurare questo obiettivo. Nella prima legge speciale in realtà non ci sono interventi di tipo propositivi, che pongano situazioni di attrattività sotto il profilo del welfare lavoro. Tutta la legge speciale sostanzialmente è mirata e d'altra parte è anche logico che che gli obiettivi sono stati realizzati in relazione al principium primum vivere deinde. Quindi in realtà abbiamo usato circa 12 miliardi di euro, grosso modo, per realizzare i primi 2 obiettivi. Il MOSE che è quasi finito sostanzialmente, c'è ancora ci sono ancora tutti gli interventi di insule, io mi occupo soprattutto di questo come infrastrutture, quindi. Però in realtà tutto questo, il grosso del finanziamento, il grosso dell'intervento ha garantito sostanzialmente di salvare la città, la tutela fisica della città, la tutela dall'inquinamento, in realtà è stata ampiamente disinquinata la laguna. Ci sono tutta una serie di interventi di tipo strutturale, infrastrutturale di questo tipo dal punto di vista idraulico-ambientale che sono in corso e ancora da realizzare. In realtà è assolutamente recessivo, se noi andiamo a vedere nell'ambito del finanziamento, è assolutamente recessivo. Dei 300 miliardi della prima legge speciale, sono stati utilizzati grosso modo, me l'ero annotato, sono stati per programmi di risanamento, cioè in realtà le uniche opere dal punto di vista della residenzialità della prima legge speciale sono opere di risanamento della situazione, degli edifici in buona sostanza. E su 300 miliardi sono stati utilizzati 4 miliardi per opere di risanamento. Quindi in realtà quell'obiettivo che era pari per delle ragioni anche evidenti, però ripeto, c'è una notevolissima sproporzione tra l'obiettivo della legge e il finanziamento e l'intervento. Anche le successive leggi speciali, ecco, la prima legge speciale dal punto di vista del lavoro prevedeva semplicemente degli sgravi contributivi per industrie private. Come sapete poi l'Unione Europea ha anche ritenuto che Venezia non avesse una situazione particolare
anzi che il governo non avesse dimostrato una situazione particolare per Venezia, per cui questi sgravi contributivi alle imprese private sono stati anche eliminati e recuperati. Anche le successive leggi speciali in realtà non... La legge dell'84, la seconda legge speciale, dice qualche cosa di più, sempre sotto il profilo all'articolo 6, l'articolo 8 e l'articolo 10, prevedevano l'acquisizione e il restauro conservativo, articolo 6, di immobili da destinare alla residenza, nonché alle attività sociali e culturali produttive, attenzione, dice, essenziali per il mantenimento delle caratteristiche socio-economiche degli insediamenti urbani lagunari. Quindi riconoscimento da parte della legge della essenzialità della destinazione della residenza rispetto all'obiettivo. Seppure appunto ci sia questo riconoscimento, anche in questo caso ovviamente sia nella seconda legge speciale sia nella terza, i finanziamenti a questo fine sono stati sempre molto limitati rispetto al conseguimento degli altri obiettivi. Terzo step appunto è quello relativo alla... No, ecco, volevo rilevare un'altra cosa, che è un'altra grossa criticità. La residenzialità, quindi cioè ricostituire la città in buona sostanza, perché Venezia è un grosso problema di spopolamento oltre che di mancanza di forza lavoro, ricostituire la città è una condizione che è stata però riferita dalla legge speciale esclusivamente a compiti dei comuni Chioggia e Venezia al tempo. Mentre la creazione dell'obiettivo complessivo ha un ambito territoriale ben più ampio, ha un obbligo che incombe su tutta la Repubblica e quindi effettivamente è riduttivo sia sotto il profilo, ovviamente, la legge speciale ha considerato gli interventi su Venezia di recupero delle residenze, in buona sostanza, seppure riferite a quell'obiettivo come una normale situazione, cioè quindi come se rientrasse negli ambiti di intervento degli enti locali, quelli che operano grosso modo interventi di questo tipo in tutto il resto d'Italia, senza considerare appunto la specificità e la necessità di creare una sinergia complessiva tra enti, perché in realtà qui si tratta di andare a coprire degli interessi che non sono esclusivamente localistici, sono nazionali e che sono interessi propri di varie amministrazioni, non solo del comune o del... Ciò detto, appunto, in realtà, terza legge speciale, c'è solo un rifinanziamento, ma sempre con questo gap, diciamo, tra l'utilizzo dei fondi principalmente per le opere di difesa alle bocche di porto. Oh, scusate. Sì, perché stiamo un po'... No, va bene. Ecco, questo è il quadro. Concludo rapidamente. Allora, la criticità deriva a questo punto dall'ambito, cioè noi dobbiamo individuare, la legge speciale comunque ha fatto una cosa positiva, l'ambito di un intervento speciale l'ha già delineato, è la Venezia insulare, sono le isole ed è Chioggia. Questo è il perimetro delle situazioni che legittimano l'intervento sulla legge, di una norma speciale. Sulla base di questa normativa speciale e di un'altra cosa che nel frattempo è avvenuta, concludo rapidamente, l'introduzione ad opera della legge costituzionale 711-2022 numero 2, che è in vigore da novembre del 2022, dell'articolo 119 della Costituzione, sesto comma,
che prevede una cosa particolare, cioè il riconoscimento, sostanzialmente l'obbligo per la Repubblica, a questo punto a livello costituzionale, di rimuovere le situazioni di svantaggio che derivano dall'insularità. Lo dice espressamente, ve lo leggo. Vi leggo la norma perché è molto interessante. La Repubblica riconosce la peculiarità delle isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dalla insularità. Questa è una norma costituzionale attualmente vigente dal novembre del 2022. Che Venezia abbia un problema di insularità, direi che non potremmo negarlo, e d'altra parte quanto sostenuto dallo Stato anche nelle difese avanti alla Corte di Giustizia, davanti alla Commissione europea in sede di difesa della normativa di vantaggio sulla decontribuzione. Infatti lo Stato aveva riconosciuto espressamente la particolarità, la specificità di Venezia e la insularità. Ora, se noi abbiamo questi due fondamenti normativi, cioè l'obbligo di intervenire dalla Repubblica in forza della legge speciale per Venezia che riconosce la specificità di Venezia, l'insularità che deriva dalla Costituzione, potremmo, e in relazione a una situazione emergenziale per cui sostanzialmente noi abbiamo salvato la città, ma non abbiamo salvato la città, abbiamo salvato sinora Pompei. Abbiamo salvato un quid che è un vuoto, che rischia di diventare un vuoto se non lo riempiamo dei servizi pubblici, delle attività per cui Venezia deve essere il capoluogo. Cioè, giustamente la Regione dice il Veneto the land of Venice, cioè nell'ambito della Venezia è il capoluogo del Veneto. Noi dobbiamo riempire sostanzialmente di contenuti e soprattutto di persone, di forza lavoro, creare sostanzialmente sulla base di quel presupposto normativo di cui parlavo la possibilità, oppure proporre la possibilità, questa è la fase propositiva, di creare una situazione, una normativa di vantaggio legittimata da queste fonti che garantisca quella attrattività sia sotto il profilo economico, e penso alla possibilità di una fiscalità di vantaggio per i redditi da lavoro dipendente prodotti nell'ambito insulare di cui parlavamo, sia della necessità di creare, forse in relazione all'emergenza, una vera e propria struttura commissariale che in deroga alle normali procedure possa consentire di fare quelle operazioni dal punto di vista dell'assetto territoriale, del recupero territoriale, che vadano a coprire la necessità appunto di residenzialità per i lavoratori. Ho sintetizzato al massimo grosso modo i passaggi e direi che in realtà la possibilità teorica, è chiaro, attenzione, qui voglio chiarire una cosa, io sto parlando a titolo personale, non sto parlando come rappresentante di tutte le istituzioni dello Stato, cioè sto parlando a titolo personale ma sulla base di quello che è un assetto normativo. In realtà le possibilità teoricamente ci sono nella misura, giuridicamente, ci potrebbero essere nella misura in cui ci sia una sinergia di tutte le forze della Repubblica, di quelle istituzionali, ma anche delle forze sociali, sostanzialmente, per ottenere di non aver salvato Pompei, ma di aver salvato una città che sia qualificabile come città. Null'altro. Grazie. Grazie dottor Cerillo, quindi insomma il legislatore speciale aveva già bene in testa che uno dei problemi era quello della residenzialità e che si è concentrato molto sulla tutela dell'ambiente, quindi abbiamo salvato il contenitore ma abbiamo lasciato scappare il contenuto, sintetizzando e forse banalizzando quello che lei meglio di me
ha detto. La parola ora al Presidente della Corte d'Appello Carlo Citterio, che pure ringrazio, perché un settore cruciale è quello della giustizia e ci racconterà che cosa accade. E il settore giustizia che non è fatto solo dei giudici, ma è fatto di tutto il personale amministrativo, che è fondamentale per il funzionamento e i cui redditi non sono esattamente quelli dei magistrati, e parlo da ex magistrato. Grazie Presidente. I magistrati senza personale amministrativo non contano nulla. Questo è Dunque, comincio dicendo che sono colpito dalla potenza dell'Ateneo Veneto, di cui forse l'Ateneo Veneto è inconsapevole, perché uscendo dall'ufficio mezz'ora fa ho ricevuto una nota dal Ministero con cui il Ministro risponde a una nota del 1 giugno 2023 che tutti i dirigenti degli uffici giudiziari, l'Avvocato Cerillo per conto dell'Avvocatura Distrettuale e l'allora Presidente del TAR hanno inviato al Ministro della Giustizia e alla Presidente del Consiglio dei Ministri, che è la referente per il TAR e per l'Avvocatura dello Stato, segnalando la situazione insostenibile che si va verificando per Venezia e cercando di sviluppare un po' degli argomenti e delle ragioni che l'Avvocato Cerillo ha ben introdotto. Perché io ormai sono talmente stufo che vado sempre al concreto e poi voi traducete in politicamente corretto il concetto. L'essenza di quello che ci ha riferito l'Avvocato Cerillo è che per Venezia esiste una base normativa importantissima tale da giustificare interventi che sono solo per Venezia perché è Venezia. E quindi se ci fosse una volontà politica congiunta, tutto si potrebbe fare, perché la normativa dice che Venezia è un qualcosa di diverso da tutto il resto d'Italia. Il che per noi, uffici giudiziari, significa abbandonare la definizione degli uffici giudiziari veneziani come sede disagiata, perché di sede disagiate in Italia, giudiziarie, ce ne sono tante. E se noi ci appoggiamo al concetto di sede disagiata, non andiamo da nessuna parte, perché la risposta è quella che il Ministro, una di quelle che ho visto al volo venendo, è che insomma, di sedi disagiate ce ne sono tante e sostanzialmente non ci sono i soldi. Allora, attenzione anche alle parole, io sto cercando di farlo da quando ho fatto questa riflessione. Venezia è una città straordinaria nel senso che è fuori dall'ordinario e soprattutto ha problematiche logistiche che non esistono da nessuna parte sul territorio nazionale. E quindi se le cose non si fanno perché non c'è l'attenzione, la voglia, l'interesse di farlo, perché la giustificazione normativa è formidabile ed è tale da poter far dire a chi operi per qualcosa di particolare per Venezia: sono obbligato a farlo. Il passaggio l'Avvocato Cerillo richiamava di quella, la Repubblica ha l'obbligo di, ed è un obbligo inadempiuto. Procedo per flash come spunti di riflessioni. Allora, la questione della copertura e della scopertura degli organici nazionali del personale amministrativo della giustizia è un problema sicuramente nazionale. Forse anche per colpa dei magistrati che sono stati troppo presenti nel Ministero della Giustizia, anche negli uffici che si dovevano occupare del personale amministrativo. Il Ministero della Giustizia è forse l'unico che non ha una politica per il personale amministrativo
non sono previste scadenze fisse di occasioni, di riqualificazioni, di aumenti significativi di retribuzione. E quindi cosa succede? Che l'anno scorso abbiamo perso molto personale che è passato all'INPS dopo aver visto i relativi concorsi, perché l'INPS paga meglio, e c'erano anche salti di qualifiche, e naturalmente chi è che se ne va? Chi vince il concorso è qualcuno che ha capacità, e quindi perdi le persone con capacità, che non significa che rimangono gli incapaci, ma significa che chi se ne va è qualcuno non di quelli che dice finalmente, ma di quelli che dici peccato, e adesso come facciamo? Quest'anno c'è il concorso dell'Agenzia delle Entrate. Siamo in attesa di una diaspora di persone, e nello stesso è terminata la procedura di mobilità. Il Ministero ha messo al concorso, ha messo a concorso molte sedi libere in tutta Italia, e chi era interessato faceva domanda, poi c'era una graduatoria. Naturalmente Venezia cede e non prende da questo tipo di procedure, per cui il combinato disposto, per usare un'orrida espressione, tra Agenzia delle Entrate, Mobilità e INPS è una botta dalla quale si fa fatica a riprendersi. Il futuro, se non cambia la situazione, che richiede una volontà politica specifica di modificare completamente il rapporto tra l'amministrazione e il personale amministrativo, il futuro rischia di essere davvero drammatico, perché quando l'amministrazione meno appetibile si affiancherà agli effetti del calo demografico, io temo fortemente come cittadino che si verificherà una situazione per cui l'offerta complessiva di posti disponibili da parte di tutte le amministrazioni, soprattutto in un territorio come il nord-est, che ha anche la competitività del lavoro privato, sarà tale che tu non dovrai accontentarti solo di prendere coloro che non vincono gli altri concorsi, ma non avrai persone interessate a entrare nell'amministrazione pubblica, perché quelli che lo saranno andranno altrove. E questo è un fenomeno che è prevedibile, e se non si interviene a breve la situazione veramente rischia di essere molto difficile. In questo contesto, che è un contesto generale, qual è la situazione della Corte, cioè degli uffici giudiziari, Corte d'Appello, Tribunale Ordinario, Tribunali di Sorveglianza? Pochi numeri ma significativi. La Corte, organico previsto 133, presenti 80, ne manca il 39,8%. Io ho fatto fare una simulazione di come saremo quando se ne vanno anche quelli che vanno all'Agenzia delle Entrate, e arriveremo ad una scopertura del 44,4%. Tribunale ordinario dovrebbero essere 204, sono 126, ne mancano 78, il 38,2%. Tribunali di sorveglianza dovrebbero essere 23, sono 14, ne mancano 9, 39,1% in meno. Attenzione, la sorveglianza è l'ufficio che si occupa poi della fase esecutiva, cioè dopo tutto il lavoro, anche nella sua lunghezza, al Tribunale di sorveglianza, che è uno degli uffici più stressati del distretto, si ferma tutto. Ed un esempio è dato parallelo, e chiudo con i numeri, con le vicende relative ai funzionari addetti all'ufficio per il processo. Avrete forse sentito o letto di questa espressione. PNRR, arrivano i fondi, è prevista l'assunzione di personale a tempo determinato per poter raggiungere i risultati che il PNRR prevede al 30 giugno 2026. Che cosa è successo? Per la Corte d'Appello erano previsti... Scusa, perché di smaltimento dell'arretrato.
Sì, di smaltimento dell'arretrato, cioè risultati di smaltimento dell'arretrato e riduzione dei tempi di trattazione, della media dei tempi di trattazione dei processi. Erano previsti 77, ne abbiamo 35, 54,5% in meno. Tribunale erano previsti 91, ne hanno 53, 41,8%. Tutto il distretto dovevano essere 388, ne mancano 250, ci sono presenti 250, ne mancano 138. Media del distretto 35,6. Corte d'Appello 54,5, Tribunale di Venezia 41,8, distretto 35,6. Calcolo velocissimo. Ne mancano 138 nel distretto, ma di questi 138, 80 sono per gli uffici di Venezia. E quindi la situazione veneziana è una situazione pesante, francamente non è mai stata, perché non si vedono le prospettive. Cosa è successo di positivo? Il Ministero della Giustizia ha fatto un accordo con la Regione e devo dire che Regione e Comune sono nei nostri confronti assolutamente disponibili, quel che possono fare lo fanno. Hanno fatto questa convenzione, questo accordo tra il Ministero e la Regione, per cui il Ministero può assumere direttamente a tempo indeterminato personale che è nelle liste di scorrimento dei concorsi della Regione, che siano concorsi per qualifiche in qualche modo analoghe, insomma riconducibili alle nostre. Per esempio in Corte sono arrivati 7 nuovi assistenti giudiziari. Ovviamente il vantaggio enorme è che si tratta di persone che sono residenti a Venezia o nel veneziano e che quindi non hanno come interesse, anche comprensibile, quello di ritornare il prima possibile dalle regioni dalle quali vengono. Però sono persone piene di buona volontà, ma che non hanno nessuno studio di tipo giuridico e nessuna esperienza lavorativa, quindi grandissimo sforzo organizzativo da parte nostra, ma noi ben volentieri lo stiamo facendo perché ci rendiamo conto che potrebbe essere il futuro positivo, perché se il sistema cominciasse ad andare a regime, allora vi sarebbero comunque persone, cioè risorse umane, e poi a noi spetterebbe la formazione, ma insomma io faccio l'esempio sempre che quando ero pretore a Verona il mio assistente era un laureato in lettere che aveva vinto il concorso alle poste e andavamo come 2 treni, e quindi vuol dire che il gap iniziale si supera. Quindi questa è la cosa positiva. La cosa negativa è che tutti i concorsi banditi a livello nazionale non ci portano gente. Venezia e gli uffici giudiziari. Allora, se la Corte d'Appello fosse a Padova, io come Presidente della Corte dovrei dire mettiamo il filo spinato ai confini dei muri degli edifici della Corte d'Appello per tenere lontano quelli che magistrati e personale amministrativo che vorrebbe venire. Quindi il problema non sono i nostri uffici, il problema è Venezia. Ed è un problema. Carovita, difficoltà logistiche. Faccio l'esempio della Corte. La Corte in questo momento ha una sede a Palazzo Grimani e una a Palazzo, uno dei tanti Palazzi Cavalli che sta vicino al municipio. Ha una sede alla Cittadella. Bene. Per noi il personale che lavora a Grimani e a Cavalli impiega almeno 50 minuti in più al giorno del personale che lavora alla Cittadella per andare sul luogo di lavoro. Questo è Venezia, e quindi con tutta la tensione delle persone che vogliono andare alla Cittadella. Il Tribunale è a Rialto e alla Cittadella,
Adesso le prospettive quali sono? Anche come informazione può essere utile. Il Tribunale entro la fine dell'anno si dovrebbe spostare, il Tribunale civile, perché il penale è già la Cittadella, si dovrebbe spostare dal Palazzo Storico di Rialto alla Cittadella. La Corte Penale, la Procura Generale, il Tribunale di Sorveglianza, ma soprattutto quella di sorveglianza è già in una sede provvisoria alla Cittadella. La Corte Penale e la Procura Generale si dovrebbero alla fine del 2026 spostare anche loro alla Cittadella, lasciando quei due palazzi. Avremo tutti gli uffici giudiziari concentrati a Piazzale Roma e alla Cittadella, ovviamente non è previsto un posto auto. E quindi pensate movimenti di avvocati che vengono anche da fuori, le persone che sono interessate alla trattazione dei processi. Ancora 5 minuti, vi ho detto della collaborazione del Comune e della Regione. Allora, c'è una necessità, io ho cercato di scriverlo anche nella relazione di inaugurazione dell'anno giudiziario, che l'ha detto benissimo anche l'avvocato Cirillo, lo Stato deve farsi carico degli obblighi propri che ha lui, perché non si può scaricare sulla Regione e sul Comune diciamo, i problemi. Il problema del trattamento economico di chi lavora nella sede lagunare ha questo tipo di disagio è un problema che va affrontato, e non si può dire ma ce ne sono anche altre sedi disagiate, per il discorso che abbiamo fatto, per il ragionamento che abbiamo fatto prima. Comune, tra l'altro, devo dire, ha messo a disposizione anche alcuni alloggi di edilizia pubblica a Marghera e qualcosa anche a Venezia, che per il personale amministrativo c'è stata richiesta, c'è stata disponibilità. Non so francamente come se ne possa venire fuori. Bisogna rendere appetibile, perché Venezia è bellissima, ma è di una scomodità unica. E ecco, ultimo pensiero che vorrei comunicare: noi non possiamo guardare ad un futuro di personale amministrativo e magistrati che lavorando a Venezia vivono a Venezia. Il problema, e allora ho riflettuto se residenzialità possa essere anche un concetto che si allarga all'essere una città dove si può andare a lavorare anche in giornata, perché anche quello se anche questo non sia in qualche modo un concetto di residenzialità, perché io sono pieno di colleghi, e finisco, che ben volentieri verrebbero a svolgere il ruolo di magistrato in appello, perché è un ruolo molto formativo, però vivono nella regione in luoghi che sono per esempio lontane da stazioni o da treni comodità. Un collega di Belluno ci mette 2 ore a venire e 2 ore a tornare a Belluno. Se ti dice ci verrei volentieri, ma come faccio 4 ore al giorno, tu lo comprendi. E d'altra parte io non sono in grado di dire non ti preoccupare, vieni in macchina, perché comunque da qualche parte la mettiamo. Non abbiamo qualche parte dove mettere la macchina. E allora, ultimo pensiero, so che il tema del parcheggio, il garage comunale è un tema sensibile a Venezia, ma il problema non è il garage comunale o no. Quello che vorrei dire è: riflettiamo sul fatto che alcuni servizi, cioè poter lasciare la macchina da qualche parte senza pagare 35 euro al giorno, perché altrimenti te lo scordi che io venga, non è una comodità, è un servizio che, se si vuole che la città viva, bisogna trovare il modo di darlo, perché la città vive
anche se consentiamo questo afflusso dalla regione e quindi magari un concetto di residenzialità che sia esteso anche per le attività vive di Venezia alla regione. Poi mi fermo qui perché, cioè, diciamo la verità e chiudo. Se oggi uno mi dicesse ma qual è la soluzione? Io mi rendo conto che, nonostante non voglia dirlo, ma la soluzione oggi è portare gli uffici giudiziari in terraferma. Come molte amministrazioni stanno facendo delle loro sedi, l'Agenzia delle Entrate, anche altre amministrazioni. Però nello stesso tempo credo che cercare di fare il possibile perché Venezia non diventi Venezia Land è uno sforzo al quale insomma, non si può rinunciare a questo obiettivo, però ci vuole la volontà politica di sfruttare quelle situazioni, quelle normative per dire sono obbligato a farlo, cerchiamo di farlo, e tutti devono capire che non sarebbero comodità, non sarebbero favori, non sarebbero differenze di trattamento, perché è talmente particolare la situazione di Venezia che se la si vuole far vivere bisogna creare delle condizioni incentivanti o che rimuovere un po' degli ostacoli a che possa vivere come una città normale. Grazie. Grazie. Grazie Presidente, sì, hai toccato dei punti nodali. Credo che, come ha già detto l'Avvocato Cerillo, insistere sulla straordinarietà di Venezia sia importante, straordinarietà che tutti predicano ma poi concretamente non conoscono, perché io mi ricordo quando al Ministero fu fatto presente dei costi per il trasporto dei fascicoli, ci hanno guardato dicendo ma come costa così tanto trasportare i fascicoli da un ufficio all'altro, e gli abbiamo ricordato che c'era l'acqua di mezzo, che c'erano i motoscafi, che c'erano queste cose che sembrano semplicissime ma che sembra che probabilmente a Roma non conoscano. Sì. Sola. Allora, dopo 30 anni sono andati in pensione i nostri motoscafisti. Noi abbiamo 2 motoscafi in Corte d'Appello storici, il Ministero paga la manutenzione, quindi il Ministero sa che ci sono i motoscafi e dovrebbe sapere che ci muoviamo sull'acqua. Bene, non siamo ancora riusciti a sostituire questi motoscafisti andati in pensione perché nell'organico del Ministero non è previsto il ruolo del motoscafista, non è previsto il ruolo del conducente di autovetture anche con patente nautica e non si riesce a uscire da questo problema. Abbiamo applicato uno in Procura Generale e un distaccato in Procura Generale e uno in Corte d'Appello, 2 bravissimi agenti della Polizia Penitenziaria che ha invece la sezione nautica, il Dipartimento e l'amministrazione. Questo è un esempio della particolarità di Venezia. Noi non possiamo spostare i fascicoli penali, che il penale non è automatizzato, li dobbiamo spostare da Palazzo Grimani a Piazzale Roma, ma neanche se ti metti sui carrelli, dico vado a piedi, non riesci. Questa che è una cosa banale, è l'esempio eclatante del fatto che non si capisce che cos'è Venezia. Bene, passiamo da un servizio essenziale, qual è quello della giustizia, a un servizio che parrebbe non essenziale, qual è quello della cultura, che in realtà è essenzialissimo e lo è soprattutto per Venezia, perché Venezia vive di cultura. E allora la parola al direttore generale della Fondazione Teatro La Fenice, che ringrazio, che è una persona, oltre che di grande competenza, anche di funambolica fantasia, e che ci presenterà un lavoro particolare che ha fatto proprio in vista di questo incontro. Lo ringrazio perché ci dà un taglio particolare. Grazie, dottor Elvio. Grazie, Presidente, grazie mille.
anche perché mi dai la possibilità come socio di parlare per la prima volta. Vergogna, dopo tanti anni. Allora, buonasera a tutte e a tutti. Quando mi ha chiamato la professoressa Calabi, con cui ho lavorato tanti anni fa insieme, e mi ha detto: mi piacerebbe, nell'ambito del gruppo di lavoro che coordino, sentire un po' che cosa succede per quanto riguarda il lavoro e la residenzialità di quello che sono i lavoratori del Teatro La Fenice. Mi ha dato un là davvero molto interessante, perché io mi occupo della Fenice non tanto dal punto di vista dei contenuti artistici, ma mi occupo di tutti quelli che sono quegli aspetti che comunque fanno diventare la Fenice una delle più grandi industrie culturali che ci sono all'interno della città storica di Venezia. Perché l'organico, pensate, è un organico di 315 persone dipendenti a tempo indeterminato, a cui se ne aggiungono altri circa 200 sotto forma di lavoro intermittente, che sono tutte le persone che sono comprimarie che voi vedete all'interno del palcoscenico, il personale di sala che è fatto soprattutto di studenti universitari, che quindi hanno modo di potersi pagare le tasse universitarie. Noi abbiamo cercato di evitare i subappalti, appunto per favorire anche il lavoro e l'accesso al lavoro da parte di più giovani, e questo mi dava anche la possibilità di potervi dare qualche numero relativo alla Fenice che magari non tutti conoscono. E in particolar modo quello che abbiamo cercato di fare è un'indagine sulle percezioni, quindi è stato strutturato un'intervista che è stata somministrata per fortuna attraverso strumenti informatici, per cui poi dal punto di vista poi della elaborazione di dati è stato particolarmente più semplice rispetto a quello che sarebbe stato fino a qualche anno fa un'intervista fatta attraverso i tradizionali strumenti cartacei. Però ci siamo anche domandati se aveva un senso parlare della vita da vivere e vissuta da parte di chi lavora al Teatro La Fenice, e abbiamo trovato questo genere di risposte. La prima risposta è che il processo produttivo culturale, perché quello che realizziamo sono vari tipi di servizi, la stessa missione della Fenice, per chi la frequenta, avrà notato come è fortemente cambiata nel corso degli ultimi tempi. Fino a una decina di anni fa era un classico teatro d'opera che si apriva un'ora prima di ciascuna rappresentazione e chiudeva poi mezz'ora dopo, alla fine della rappresentazione. Oggi invece, se passate davanti, vedete che è aperta dalle 9:30 di mattina fino alla fine delle rappresentazioni senza soluzioni di continuità per 364 giorni all'anno. Perché questo è un anno bisestile, quindi sarà 365, però solitamente chiudiamo solamente il giorno di Natale, perché tutte le altre feste comandate siamo praticamente sempre aperti. In particolar modo quando potevamo chiudere, che era Capodanno, adesso dopo la ricostruzione è diventato uno degli aspetti talmente importanti, frequentati e, mi permetto anche di dire, iconici, che mia moglie credo che uno di questi anni chiamerà Federica Sciarelli e chi l'ha visto per trovare suo marito, che non trova nemmeno a letto alla sera perché arrivo troppo tardi e parto troppo presto. Allora, comunque, a parte queste battute, ha un impatto economico importantissimo e attiva un effetto moltiplicatore. Questo ve lo saprò dire in una ricerca che stiamo facendo con il Dipartimento di Economia dell'Università Ca' Foscari di Venezia, in particolar modo con lo staff della professoressa Monica Biglio, che è titolare della cattedra di econometria, la quale
ci ha anticipato alcuni dati veramente strabilianti, e cioè il fatto che ogni euro di finanziamento che viene dato al Teatro La Fenice ha un effetto moltiplicatore in termini di sviluppo a livello locale di 1,8, e quindi ritorna, per così dire, al territorio il 180% di quello che riceve. E grazie ai finanziamenti pubblici e privati, grazie ai ricavi di vendite e le prestazioni della fondazione, ma grazie anche all'attivazione dal punto di vista dell'offerta, attraverso i suoi meccanismi di fornitura, di una serie di attività che hanno una valutazione decisamente economica importante. E poi l'ultimo motivo è perché la Fondazione Teatro La Fenice, come vi ho annunciato poco fa, è una grande impresa secondo quelle che sono le caratteristiche di grande impresa accettate e accolte dall'Unione Europea. Difatti noi non possiamo mai attingere a finanziamenti delle piccole e medie imprese perché siamo considerati una grande impresa anche per il PNRR. Sapete, gran parte dei finanziamenti vanno alle piccole e medie imprese, ma noi non possiamo accedere perché abbiamo un fatturato vicino ai 34-35 milioni di euro e 315 dipendenti stabili, quando sopra i 250 si è appunto grandi imprese. Vi voglio solo dare velocemente qualche dato sui dati che sono attivati sull'area metropolitana di Venezia, che saranno ulteriormente precisati appunto con questa nuova edizione della ricerca. 24 milioni di euro in termini di spesa significano 160 euro per ogni spettatore che viene attratto e 1,8 euro per ogni euro versato come contributo statale. Vedete il moltiplicatore che vi ho detto poco fa di 1,8 del 180%. 14,7 milioni di euro in termini di valore aggiunto, e quindi 98 euro per ogni spettatore attratto e 1,1, quindi con una ricaduta del 10% in più per ogni euro versato come contributo statale, ma anche 3 milioni e mezzo di euro in termini di impatto fiscale. Perché? Perché sicuramente le persone che vengono impiegate poi a livello di imposte locali le versano qua e non le versano da un'altra parte. Quindi un ritorno diretto del finanziamento del 27%. 465 addetti e 315 unità di lavoro. Ma veniamo subito ai risultati dell'indagine, che è un'indagine quantitativa. Qual era l'obiettivo? Allora, l'abbiamo concordato tutta la struttura con la professoressa Calabi, con cui ci siamo coordinati, perché poi volevamo farle entrare all'interno di quella che era la discussione globale che veniva fatta all'interno di questo Ateneo Veneto. L'obiettivo è stato esplorare la vita lavorativa dal punto di vista anche qualitativo, quindi le percezioni e i desideri, e quindi molto interessante quello che hanno detto i relatori illustri che mi hanno preceduto, perché ci saranno molti punti di collegamento che quindi confermano anche dal punto di vista della domanda, quindi delle percezioni dei lavoratori, effettivamente quanto loro hanno detto, soprattutto dal punto di vista macro. E i desideri riguardo al centro storico dei lavoratori del Teatro La Fenice. La metodologia è stata attraverso un questionario Google Form che è stato somministrato nel mese di febbraio 2024, quindi i risultati sono freschissimi. La redemption, quindi i risultati, sono stati molto elevati a mio avviso, pensate, vicini al 50%, cosa non facile perché oggi siamo tutti bersagliati da questionari a cui dobbiamo rispondere, quindi la nostra attenzione è un'attenzione molto spesso molto dispersa, e quindi con un campione però di 152 sicuramente abbiamo dei dati che possono essere definiti consistenti. Andiamo a vedere la prima sezione. Ho dovuto concentrarne alcuni perché altrimenti altro che 20 minuti il mio intervento durava praticamente un'ora. Io
ci tengo sempre a stare nei tempi. In alto a sinistra trovate il genere dell'intervistato, che è stato maschile per il 52% e maschile per il 52%, femminile per il 48%. Per quanto riguarda la residenza, abbiamo una stragrande maggioranza di residenti nel Veneto. Al primo posto sono per il 35%, al secondo posto 35,5%, perché il 37%, no, sto guardando male i numeri, devo avvicinarmi, scusate, cancello tutto. Al primo posto tornano i residenti fuori provincia di Venezia, quindi residenti in Veneto, li vedete in arancione in alto a destra, 36,5%. Al secondo posto troviamo con il 27% del campione i Venezia Centro Storico. Al terzo posto troviamo il Comune di Venezia Terraferma. Fuori Veneto, pensate, per il 15,8%, per cui una percentuale affatto trascurabile. Il domicilio è abbastanza consistente, eccetto che per quanto riguarda Venezia Centro Storico, che passa dal 27% come residenza, invece come domicilio abbiamo un 36,2%, quindi abbiamo un circa 9,2 per differenza che si trova a Venezia domiciliato, però che non è residente. Per quanto riguarda sempre i dati geografici e demografici, soprattutto demografici, troviamo conviventi o coniugati per il più della metà, per il 56,6%, al secondo posto invece single per il 24%, al terzo posto invece il 10% mi ha un po' colpito, che è quello che vive con la famiglia d'origine, però si rende più chiaro il significato di ciò se guardiamo la tipologia contrattuale di inquadramento che vedete in alto a destra, perché il 17,1% ha un contratto di tipo intermittente, quindi quasi sempre sono giovani studenti che quindi vivono con la famiglia d'origine, mentre per il 71,1% di coloro che hanno risposto sono dipendenti a tempo indeterminato, a tempo determinato l'11,8%. Un'altra domanda che ci sembrava significativa è quella relativa agli orari particolari che rappresentano gli orari di un teatro, perché noi, io dico sempre, gli applausi li prendiamo alle 10 di sera, non è che li prendiamo alle 13:59 del venerdì o del sabato o della domenica. Quindi dal punto di vista poi di quelle che sono le percezioni dei fattori che ostacolano, degli impedimenti, sarà molto importante tenerne conto. E quindi dal punto di vista nostro il 65,1% di coloro che hanno risposto hanno un lavoro che prevede turni, quindi sostanzialmente il personale artistico, il personale tecnico, mentre invece gli amministrativi, che peraltro sono molto pochi, una frazione molto bassa, pensate, nel nostro organico ci sono solo 41 amministrativi che mandano avanti tutto quanto, e con 7 giorni alla settimana e 365 all'anno, per cui assolutamente la prevalenza di coloro che lavorano per turni. Andiamo a vedere invece nella seconda sezione, che è stata divisa per così dire in due parti. La prima parte, che è quella che vi presento ora, è quella a cui abbiamo chiesto di rispondere per coloro che vivono e lavorano a Venezia, perché possono avere delle percezioni che sono diverse rispetto invece ai pendolari, che possono avere invece delle situazioni sia abitative ma sia anche di per il vivere a Venezia, relative ai vari item, che sono molto diversi. Quindi,
Se andiamo a vedere la tipologia di abitazione, vediamo come al primo posto, col 51,9%, l'appartamento è di proprietà. Molto importante questa cosa. Per il metà delle persone che vivono qui, l'appartamento è un appartamento quasi sempre ereditato dalla propria famiglia. Al secondo posto invece troviamo 40,3% l'appartamento in affitto e poi altre situazioni che possiamo trascurare, però vedete come c'è una polarizzazione molto forte. Poi per coloro che invece usufruiscono dell'alloggio in centro storico, vivono e lavorano a Venezia, ma possono avere situazioni di occupazione anche parziale dell'abitazione oppure durante tutti i giorni della settimana, viene fuori una stragrande maggioranza, che quindi pari al 70%, che usufruisce dell'alloggio in centro storico che ha per tutta la settimana, mentre invece percentuali più basse, attorno al 10%, solo quando lavoro, addirittura c'è anche qualche mai. In basso invece trovate un item che abbiamo voluto somministrare perché dimostra un po' soggettivamente e attraverso una scala di Likert, quindi dica da 0 a 5, tenendo conto di tutti gli aspetti, come considera la sua condizione di alloggiato a Venezia. Buona, quindi 5, o pessima, 1. Come spesso accade, gli statistici dicono c'è l'errore del limite centrale, e anche in questo caso si sono tenuti abbastanza verso la media. Se però andiamo a vedere il sufficiente, buono e ottimo, il 3, il 4 e il 5, arriviamo ad una situazione che complessivamente chi vive e lavora a Venezia trova buona, perché arriviamo al 34 più il 27 più il 19, lasciamo fuori solamente insufficienze per il 20% e non di più. La cosa sarà diversa per chi invece è pendolare. Alcune opinioni libere, mi avvio a chiudere questa parte perché poi ho anche il resto e ho poco tempo. Ho lasciato una libertà per quanto riguarda l'espressione di alcuni fattori da parte di coloro che sono intervistati. L'ho depurato da tutte le espressioni colorite che riguardavano la politica o chi governa, diciamo, questa città, però ci sono delle cose secondo me interessanti. La carenza di servizi e negozi di quartiere, ma anche delle percezioni. Guardate il quarto, quando ero giovane l'ho voluto proporre, Venezia era viva e la popolazione era dinamica e caratteristica, quindi non ci sono solo pochi abitanti, ma la percezione anche di poca dinamicità e caratterizzazione anche dei residenti a Venezia. Andiamo a vedere invece i pendolari. Prima domanda: da quanti anni lei è pendolare per raggiungere il teatro? Guardate che il 35% è oltre 20 anni pendolare e da 10 a 20 anni il 22%. Quindi abbiamo condizioni di pendolarità davvero che durano da molto tempo. Ma vuol dire questo anche una grande stabilità nell'occupazione, quindi questo vuol dire che evidentemente la situazione tipica del teatro, quello di essere, se vogliamo, un'istituzione prestigiosa e iconica, dico quello che generalmente dicono tutti, è effettivamente anche una delle condizioni che poi fanno mantenere le persone a lavorare al proprio interno. Sì. Ci metterò anche meno. Quanto tempo impiega per arrivare al teatro? E qui mi riferisco al presidente Citterio e alle sue considerazioni poco fa, perché il 46,2%, cioè la metà degli intervistati, dice da 1 a 2 ore, quindi tempi molto molto lunghi.
Io sono uno tra quelli perché abito a Treviso Nord, quindi io arrivo in 1 ora e mezza e dopo gli spettacoli serali tornare a casa con i mezzi pubblici non è molto facile. Per fortuna c'è il treno di 00:13 che lo chiamano il treno della Fenice, perché effettivamente trovo un sacco di colleghi con lo strumento e se lo portano a casa. Però guardate, 11,5%, cioè il 10% ci mette più di 2 ore. Ha mai cercato un alloggio a Venezia centro storico? No, per il 65%, ma abbiamo un terzo che invece l'ha cercato. E perché non l'ha trovato? Soprattutto per motivi economici, non posso sostenere le spese necessarie. Invece chi non ha cercato alloggio non l'ha cercato soprattutto perché non può sostenere le spese e poi perché può venire al lavoro mantenendo la sua residenza. Però anche qui un 50% dice non l'ho cercato perché già so che non posso mantenere le spese. In effetti gli stipendi del personale del Teatro La Fenice non sono così diversi rispetto a quelli del personale amministrativo descritti poco fa. Un professore d'orchestra prende, già con una certa esperienza, prende un artista del coro prende 1.500, 1.600, 1.600, 1.700, 1.800, 1.900, se ha molta anzianità, un professore d'orchestra. Le piacerebbe trovare alloggio in centro storico? Sforato di 1 minuto, sarà velocissimo. Le piacerebbe trovare alloggio a Venezia centro storico? Sì, il 34%, quindi abbiamo un terzo. Mi ha colpito molto una voce che ho inserito così per completezza, ma che in realtà ha avuto molti... che è stata molto utilizzata, che è quella degli incerti, perché bisognerebbe anche indagare, e potrebbe essere una versione 2.0, indagare cosa c'è dietro l'incertezza oppure il non so di chi dice mi piacerebbe sì ma mi piacerebbe anche no. Andiamo a vedere invece il what if, cioè cosa succederebbe se fossero a disposizione degli alloggi in centro storico a costi contenuti. Prenderebbe in considerazione la possibilità di trovare alloggio a Venezia centro storico? Sì, per circa il 50%, pensate un po'. Quindi ancora una volta, questa era una domanda di controllo, chiamano, perché l'avevamo già chiesta prima, è vero che la metà delle persone effettivamente, se ci fossero costi di alloggio più contenuti, verrebbe in centro storico. Qualora trovasse, anche questo è divertente, un alloggio in centro storico, di cosa sentirebbe la mancanza di quello che non c'è, cioè in centro storico? Allora sentirei la mancanza di aree verdi per il 45%, di esercizi commerciali per il 34%, di strutture sportive e ricreative per circa il 30%, il 20% dice non sentirei la mancanza di nulla. Come si considera, tenendo conto di tutti gli aspetti, la sua condizione di pendolare? Allora vedete che qui spariscono i 5, quindi completamente soddisfatti spariscono, aumenta invece il limite centrale che è quello del 3. Alcune opinioni libere, trasporti inefficienti, necessità di basi di appoggio in centro storico, soprattutto per orari difficili, contributi al pendolarismo, degli parcheggi auto, come diceva il presidente Cicterio, per spettacoli serali, le difficoltà del rientro a casa dopo gli spettacoli serali. 2 di questi mi hanno scritto addirittura la sublagunare, quindi è venuto fuori un qualcosa che vi ricordate di antica memoria, che però ho deciso di riportarvelo perché rappresentava comunque una voce interessante anche di dibattito, ma anche percepita da parte dei pendolari. Non ho sforato tantissimo, Presidente. Grazie a voi. Avevo anticipato che il direttore Harry è funambolico, io lo ringrazio davvero per il lavoro che ha fatto per questo incontro
e tra l'altro le slide entreranno nella registrazione, quindi saranno consultabili quando caricheremo la videoregistrazione di questo incontro sul sito e anche su YouTube. E magari potremmo farne un'altra versione 2.0. Grazie ancora. E passiamo dal settore culturale a un settore completamente diverso. Passiamo al porto, grande realtà di un tempo, ma anche grande realtà attuale. Sappiamo che i portuali sono sempre dei lavoratori particolari e a parlarcene il presidente dell'Autorità Portuale di Venezia, dottor Di Blasio. A lei la parola. Grazie. Grazie, buonasera e chiedo scusa per non essere lì con voi, mi avrebbe fatto veramente molto piacere, ma avevamo degli incontri su Roma, quindi mi sono dovuto trattenere. Io ho preparato una breve presentazione, non ho fatto un lavoro così accurato come quello del direttore della fondazione, che devo dire ho apprezzato molto perché si è spinto ad andare a indagare sulle motivazioni che stanno dietro alle scelte localizzative, no, o residenziali e soprattutto il what if, che è sempre un ambito di indagine molto, molto illuminante per chi deve poi costruire le politiche. Devo dire, per quanto mi riguarda, noi siamo anche un po' un animale strano all'interno di questo parterre, nel senso che siamo un'istituzione, l'autorità portuale, o meglio l'autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale, che comprende Venezia, Centro Storico, Porto Marghera e Chioggia, è un ente pubblico non economico a ordinamento speciale che dipende dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Di per sé noi siamo una piccola autorità, abbiamo 100 dipendenti e abbiamo la nostra sede operativa a Santa Marta, ma quello che vi faccio vedere è una rapida diciamo, fotografia di che cosa rappresenta dal punto di vista economico il porto, di quante persone lavorano direttamente o indirettamente nell'indotto legato alla portualità e alla logistica e più o meno dove risiedono un campione che noi abbiamo cercato di intercettare perché, devo dirlo, dal punto di vista metodologico abbiamo contattato i responsabili delle risorse umane di alcune aziende, ma i vincoli di privacy, i vincoli legati alla possibilità di condividere delle informazioni erano tali che abbiamo mantenuto comunque su un piano qualitativo le nostre considerazioni. Ora dovreste vedere il mio schermo, se mi date conferma. Perfetto. Grazie, vediamo. Benissimo. Allora, il discorso parte un po' da diciamo, alcuni dati sul porto di Venezia e sul porto di Chioggia, come vi dicevo. Questi sono un po' i dati di quello che movimenta dal punto di vista delle categorie merceologiche il porto di Venezia. Lei giustamente diceva un porto che è stato grande, in realtà un porto che continua ad essere molto importante perché è, come si dice spesso, il porto del Veneto, nel senso che è un porto a ridosso di un'area che ha tra le vocazioni diciamo di import-export più come dire, importanti di tutta a livello europeo, quindi una regione molto vivace da questo punto di vista e che quindi ha bisogno di un proprio porto per effettuare i propri scambi commerciali. A Venezia, come vedete, questi sono dei dati del 2023 che fanno registrare dei valori negativi come in tutta la portualità italiana, soprattutto dovuto all'impatto della guerra in Ucraina. Ultimamente abbiamo avuto un ulteriore impatto legato all'impossibilità di passare attraverso il canale di Suez delle navi appunto commerciali e anche delle navi ro-ro che portano mezzi e quindi nonché di quelle che portano rinfuse liquide e quindi petrolio. Quindi ci sono tutta una serie di elementi di carattere geopolitico che hanno
ha riportato la portualità all'interno del dibattito pubblico, hanno forse fatto anche rendere conto alle persone, diciamo, quanta parte della propria vita e dei propri beni passi attraverso i porti, circa l'80%. Venezia quindi, dicevo, ha movimentato circa 23 milioni di tonnellate e quindi tutto questo sono merci che passano attraverso ovviamente Marghera. Sono articolate in varie categorie merceologiche, merci varie, incolli, rinfuse liquide. Come vedete in questo caso le rinfuse liquide, petrolio, segna sempre un segno negativo ulteriore, perché il petrolchimico ha ormai dismesso qualunque funzione di raffinazione, quindi ha soltanto una funzione di immissione poi nelle condotte che portano il petrolio all'interno del sistema economico, quindi in questo caso c'è una contrazione di questo tipo. Le rinfuse solide sono circa 7 milioni, i RORO, cioè sono i traghetti, quindi quelli, per capirci, che passano da Fusina, siano essi con i passeggeri oppure solo con i mezzi, e sono andati molto bene, quindi questo è uno dei settori che storicamente vedono nel porto di Venezia un hub importante. E poi i TIUS è un'unità di misura che in generale legata ai contenitori, che fa segnare una contrazione. Per quanto riguarda i passeggeri e quindi le crociere, come vedete c'è stato un più 78%, anche perché i passeggeri sono stati 662.000. Qua ovviamente è un dato che ha un segno positivo considerevole, ma falsato dal fatto che la crocieristica comunque è stata annullata nell'anno 2021, e quindi è un confronto rispetto a un anno precedente, 2022, che era stato molto molto basso. Per quanto riguarda Chioggia abbiamo dei numeri anche ovviamente più contenuti, ma come vedete il mercato ha tenuto, e in questo caso Chioggia è stato molto positivo per quanto riguarda i passeggeri. Come ricorderete, anche a Chioggia, io che ho anche il ruolo di commissario di governo per la transizione del sistema crocieristico verso Marghera, abbiamo avuto la possibilità di operare a Chioggia. Chioggia inizialmente identificata come un piano B, nel senso che non c'erano abbastanza ormeggi per poter accogliere navi, in questo caso navi piccoli, quindi navi di lusso. I passeggeri hanno poi scoperto una destinazione che è stata poi molto gradita, e quindi trascorrono del tempo anche in quella località. Passando però, quindi questo per dare un po' la dimensione del porto come classifica, visto che va molto di moda. Noi siamo circa al 7° posto per quanto riguarda le merci. Per quanto riguarda le rinfuse invece siamo molto forti, soprattutto per quanto riguarda l'acciaio o la siderurgia, perché serviamo tutta la parte diciamo produttiva e di trasformazione che vede nella pianura padana, no? varie hub, varie eccellenze in questo settore. Per quanto riguarda invece la numerosità delle imprese, ora questi sono dati un po' risalenti, stiamo aggiornando questi dati, ma al 2018 su Venezia gravitavano intorno al porto 1200 aziende. Queste aziende avevano in parte sede all'interno del porto, numericamente circa il 40%, 539 aziende, 397, quindi poco meno in generale nell'area metropolitana, ma comunque connesse ad attività portuali o logistiche. Il resto della regione circa 93 aziende, e poi altrove, cioè quindi in altri luoghi, ma comunque collegati con le forniture e quant'altro, in altre regioni circa 230 aziende. Quindi quando prima io mi sono segnato un po', no, gli hashtag che mi sono stati un po' suggeriti dai relatori precedenti, quindi la necessità di garantire la vitalità socio-economica all'interno di Venezia è sicuramente ricollegabile ad una vitalità evidente per quanto riguarda tutte le attività che sono quantomeno come localizzazione connesse al porto di Venezia. Per quanto riguarda gli addetti, e quindi andiamo quindi più sulle persone, abbiamo questi numeri: circa un 20.000 persone che sono
poi articolate in attività esclusivamente portuali, circa 9.600 persone, attività non esclusivamente portuale sui 7.000 e poi altre tipologie di addetti. In ogni caso tutti riconducibili ad attività portuali. Ricordo che le attività portuali e logistiche sono sia legate all'attività di carico e scarico delle merci, ma questo, lasciatemi dire, è residuale, nel senso che vari fenomeni legati all'automazione della parte nave, così come l'automazione della parte sulla banchina, fanno sì che la componente umana, il lavoro fisico, sia residuale e sia invece molto più crescente tutta una serie di tipologie di lavoro e quindi di fabbisogni formativi che, concordo con chi mi ha preceduto, spesso non trovano la possibilità di essere soddisfatti, legati ad una serie di attività, ripeto, di carattere logistico, di carattere trasportistico, di carattere ferroviario. Venezia è uno dei porti più raccordati, cioè i binari arrivano direttamente sulle nostre banchine rispetto a quelli che si trovano all'interno in Italia. Molte competenze nel settore digitale, nel settore dell'elettronica, quindi è un settore sia portuale che logistico che esprime un grosso fabbisogno di competenze tecniche, logistiche, ambientali, per esempio, no? Tutte le imprese che devono, soprattutto in questo settore, affrontare la sfida della transizione verso una modalità a ridotte, se non poi col tempo, nulle emissioni di carbonio. Per quanto riguarda Chioggia, anche in questo caso è un porto ovviamente più piccolo, i cui bassi fondali consentono un'operatività minore, ma in ogni caso, come vedete, abbiamo circa 300 aziende per lo più localizzate a Chioggia e circa 1.800 addetti. Forse dal punto di vista degli addetti c'è qualche dato un po' più ridotto, perché la crisi al porto di Chioggia ha avuto come effetto una concentrazione maggiore su Venezia, su scale più grandi, ma più o meno insomma, siamo su queste ordini di grandezza. Allora cosa abbiamo fatto? Siamo andati a estrarre un campione, no? Questa la mappa che vedete è focalizzata nella parte destra, appunto, su tutti i vari terminal che sono operativi all'interno del porto di Venezia. Questa grosso quadratone che vedete a sinistra è l'ambito portuale, no? Che è composto sia di terminal veri e propri, sia di aree che hanno una vocazione di carattere energetico. Dentro, come vedete, è anche rappresentata l'ENI, anche rappresentata l'Edison, anche rappresentata l'Enel, Fincantieri, Ilva, Real Docs, tutte le rinfuse di carattere agricolo, quindi un mondo molto variegato. E vedete anche come dimensionalmente sia rilevante rispetto al resto della città storica. In questo caso siamo andati a intervistare, adesso per questioni non ho ricevuto, diciamo, il nulla osta, quindi ho riportato solo numericamente. Abbiamo 9 realtà che ci hanno aiutato un pochino a tirare giù dei numeri. Allora, come dicevo, il lavoro conta più o meno 20.000 persone che hanno una distribuzione territoriale non uniforme, ma con alcune concentrazioni che abbiamo scoperto essere concentrate in una zona compresa tra l'autostrada 4 e la statale della Romea. Questo forse appunto, non avendo fatto un questionario qualitativo come quello della Fondazione, non abbiamo potuto apprezzare elementi forse più di tradizione, forse più di tradizione familiare di chi abitava in quelle zone. Numericamente cosa succede? Numericamente rispetto al nostro campione, che rappresenta circa il 10%, abbiamo visto che i dipendenti di queste realtà imprenditoriali private sono concentrati nel comune di Venezia, ma in questo caso non c'è una disaggregazione per città storica oppure terraferma. Provincia di Treviso, provincia di Padova, provincia di Rovigo e poi anche altro. Quindi bene o male un intorno di percorribilità, no, all'interno di un'ora di raggiungibilità, quindi curva isocrana per raggiungere il luogo di lavoro.
andando a prendere quelli della provincia di Venezia, abbiamo fatto una disaggregazione per luoghi di residenza e, come vedete, ci sono alcune numericamente località che hanno un valore più importante. Vedete Mira 224, ma anche Spinea 107. Venezia, però, ripeto, Venezia è la distribuzione nella città metropolitana. In realtà la parte insulare è limitata veramente a circa il 2% di questo valore, quindi è diciamo, in estrema sintesi, i lavoratori del porto non abitano nella città storica, ma esprimono sicuramente un grande fabbisogno di residenzialità, che può essere sicuramente un elemento da tenere in considerazione. Questo perché? Perché tutto quello che avete esaminato poc'anzi, e devo dire sono tematiche che con l'avvocato Cirillo e con il presidente Citterio avevamo avuto modo in parte di trattare, poi io non avevo approfondito adeguatamente, che mettono al centro la domanda principale, cioè che cos'è che rende attrattiva una città e che cos'è che rende attrattiva in questo caso la città di Venezia. La presenza di servizi, la presenza di, come diceva anche il direttore della fondazione, no, di un tessuto urbano, ma anche di quartiere e di prossimità, come dire, la possibilità di avere una città viva, sono obiettivi, secondo me, che in questa città potrebbero essere valorizzati, perché guardate, è un po' come spesso e volentieri si fanno delle politiche sociali in centri più piccoli, in cui si vanno a sviluppare, per esempio, tutte le aree che non sono necessariamente legate alla parte di percorrenza del commercio vero. C'è un lavoro più diffuso, più polverizzato, di valorizzazione e di anche creazione di opportunità di lavoro anche legate al turismo, ma non necessariamente legate ai greatest hits, ma no, una sorta di partecipazione anche attiva della cittadinanza o di certe tipologie di professioni o anche di tradizioni. Secondo me sono dei progetti che, ripeto, in contesti più piccoli, che non hanno però l'attrattività di Venezia, vengono portati avanti con dei risultati che riescono a ridare una risposta al perché mi devo localizzare in questa città. Poi voi avete toccato delle tematiche molto importanti. Una, non mi nascondo, è al centro del dibattito ormai di alcuni anni, no? Del fatto del parcheggio. L'autorità di sistema ha in questo momento molte sollecitazioni da parte di tutti coloro che vedono in noi la possibilità di trovare degli spazi. Io do soltanto alcuni numeri, perché è un tema sul quale stiamo lavorando sicuramente, ma do alcuni numeri. Per esempio, le pubbliche amministrazioni che non hanno una piena rispondenza tra le esigenze di parcheggio e parcheggi effettivi, da parte dell'autorità portuale nel complesso hanno più di 500 posti auto. Quindi nella parte di autorità, che è in parte nella San Basilio, Santa Marta, Scomenzera, e nella parte alta della Marittima, ci sono dei parcheggi che sono gestiti dall'autorità portuale perché sono sul demanio portuale e quindi hanno una finalità portuale, cioè sono dedicati a tutti gli operatori connessi alla portualità. Poi storicamente si è ovviamente ampliato alla parte di operatori del settore pubblico, vuoi le capitanerie, vuoi la polizia di frontiera, vuoi le dogane, vuoi la Guardia di Finanza, e quindi anche loro hanno ovviamente una parte di parcheggio, e poi si è aperta. Quindi noi siamo di fatto all'interno di questo sistema urbano un soggetto che dà molto alla parte pubblica e dà anche in parte alla parte privata. In tutto ciò la nostra funzione portuale è altra rispetto a dare parcheggi, quindi autorità di sistema
ADSP è autorità di sistema portuale, non è autorità di sistema dei parcheggi, se mi consentite la battuta. Ciò nonostante, e la cosa Mi che scusi mi sembra più Presidente, la interessante, devo ma invitare a concludere, sì, perché sì. non posso passarle il foglietto perché è online e quindi mi scusi se Come? la interrompo. No, dico, non posso passare il foglietto che passavo agli altri relatori, quindi Sì. mi corre l'obbligo No, di interromperla. la cosa interessante, ma in una futura puntata in Ateneo, se vorrete, potremmo illustrarla con maggiore dettaglio, è il futuro che noi stiamo disegnando con il nostro progetto di Waterfront. Noi abbiamo lanciato un progetto che sta con una gara internazionale, gara pubblica, trasparente, ha vinto un gruppo molto internazionale, molto importante, che si è, come dire, alleato con realtà locali, e stiamo facendo un progetto di fattibilità tecnico-economica per il Waterfront di Venezia e di Chioggia. È un processo molto partecipato che ci vedrà arrivare a fine progetto al 30 di maggio e che riguarda, per quanto riguarda Venezia, San Basilio, appunto Scomenzera, Santa Marta e una parte della Marittima, e in questo caso è proprio un processo di trasformazione urbana. Quindi è un progetto che andrà a valorizzare quest'area e in una seconda e parallela vicenda progettuale noi andremo anche a mettere mano proprio al tema dei parcheggi in un'ottica di dialogo con la città, e questo lo faremo in primis ovviamente con l'amministrazione, con la città metropolitana, e in un'ottica di contemperare in primis le esigenze degli operatori portuali, che sono quelli per cui quegli ambiti demaniali sono deputati a svolgere la loro funzione, ma anche ad ampliare, ripeto, in ottica di aggiungere, non sicuramente di togliere. Questo è un tema molto complesso che appunto noi cerchiamo di agire, ma consapevoli che, come dire, il tema, e qui chiudo, della garantire la residenzialità veneziana sicuramente non deve stare solo sulle spalle dell'autorità di sistema, questo perché abbiamo già molti compiti complessi. Questo sicuramente è una cosa a cui vogliamo dare un grosso contributo. Nell'arco di un paio di mesi avremo sicuramente qualche idea interessante su questo versante. Grazie. Grazie Presidente, accolgo la sua disponibilità perché il progetto Waterfront è un progetto che interessa la città e magari avremo un'occasione per un suo, per un suo chiarimento anche di dettaglio. Bene, siamo arrivati alla fine. Se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda, altrimenti ringrazio i relatori. Devo dire che sono stati tutti molto chiari e molto documentati. E ci rivediamo il 19 di marzo per gli alloggi pubblici e privati vuoti o che sono in via di svuotamento e riorganizzazione. Grazie. Grazie tanto.